Presidente Serracchiani, oggi incontro in Regione sul tema Ferriera con il Cavaliere Arvedi, con le rappresentanze sindacali RSU e confederali, un incontro proficuo. Un incontro estremamente proficuo, mi era stato richiesto dalle organizzazioni sindacali e a questo incontro ha potuto partecipare con sorpresa anche il Cavaliere Arvedi. Molto importante questo incontro perché è stata l'occasione per parlare della siderurgia, sia dei temi nazionali che dei temi europei. Oggi c'è uno sciopero importante a livello europeo e ovviamente il Cavaliere ha potuto esporre la sua preoccupazione circa quello che sta accadendo in alcuni dei più grandi stabilimenti italiani. Ovviamente Trieste ne è interessata perché stiamo parlando di una siderurgia che coinvolge Taranto, che coinvolge Trieste, Cremona, ed è stata anche l'occasione ovviamente per fare il punto sullo stabilimento, uno stabilimento che sta avendo veramente uno sviluppo importante, grandi cambiamenti, l'attuazione dell'accordo di programma sta andando avanti, anche il risanamento ambientale. Siamo consapevoli di non avere la bacchetta magica, che dobbiamo continuare a lavorare ovviamente sia sulla parte acustica che sulla parte degli odori, ma continuare a lavorare anche sugli impianti. Con soddisfazione posso dire che insomma, questo incontro ha permesso ai lavoratori e al vertice aziendale di potersi confrontare su questi temi e credo che sia stato estremamente utile e positivo.